Sono andato in 102, sono andato a scuola del paese come tutti i sedili, quando eravamo numerosi. E poi dopo dichiarato la guerra in 109 e dopo è stata anche una vita dura, perché eravamo giovani ma ci a lavorare lo stesso, non erano mica i lavoratori. Dopo, come tutto il mondo, sono aperto dall'armata, dopo sono giunto, ho fatto l'agricoltura. Ho lavorato con le pecore, ho lavorato con le capre, ho lavorato con i ui, la vita è tanto, si strasiava, in piazza qui ci trippiavano, in piazza Aisha, ci trippiavano urano. E dopo ci ho con la montagna, ci ho fatto la piaglia, ci ho fatto tutto. L'annata che ho preferito è stata da 53 a 59. Questa è stata l'annata che era libero, non era pensiero né nulla come tutti i giovani, tutti tanto. Queste sono state una vita, non ho visto aste, valle boffe come tutto il mondo. Ma le mie annate preferite sono state queste. È vero che oggi c'è più facilità in tutte le maniere, ma l'amore e l'affezione della famiglia non è più lo stesso. Tutte le mentalità si sono perse, non è più la stessa vita. Faccio che quelli che sono di tempo a me saremmo più tanti, malorosamente. Non ci possiamo più a fare la vita, perché io capisco i giovani, se io ero giovane facevo come elli, ma elli non so mica se li capiscono a me. E quello è il problema. Non si può più discutere con i giovani, non si può più spiegare nulla, ne sanno tutto, sanno nulla. È vero che ne sanno più che me, ma non lo sappiamo, non a quello che lo sappiamo ne sanno tanti. Non si sanno manco più buono che il burro. Io lo dico sempre per ridere, dico perché io sono andato alla facoltà di Pianeto, mica a quella dei Corti. Se è un messaggio a dirgli, dice che deve essere in attenzione, riflette appena, so che è bello, so che è male, che li pensano a Penuccia che non hanno mica inventato tutto oggi, hanno inventato qualcosa prima, non hanno fatto che copiare. Hanno migliorato, perché è normale, se non vogliamo avanzare, avanziamo, ma quando no, ma saranno obbligati, così un po' mi cavolo.